Ma credo che la novità più significativa sia quella della nuova nomina da parte della prefetto di Venezia come soggetto attuatore, e quindi che c'è questo cambio rispetto a quella che è stata la posizione della Regione, che richiede alla nostra prefetto ancora più responsabilità nella gestione dei profughi. Dopo giorni di tensione con i profughi in arrivo da smistare nei vari comuni e molti sindaci contrari al loro arrivo, Francesca Zaccariotto annuncia così la nomina di Luciana Lamorgese, prefetto di Venezia, nel ruolo di soggetto attuatore per l'emergenza profughi nel Veneto. In pratica sarà ora il prefetto a dover smistare gli arrivi e convincere i sindaci più riottosi a venire a più miti consigli. Se siamo arrivati a confermare la necessità di un soggetto attuatore, abbiamo la certezza che, vogliamo o no, i profughi ci arrivano. Ai sindaci che hanno detto no, la Zaccariotto ricorda una cosa. Credo che ci sia un momento per la politica e un momento per l'amministrare. Non sempre queste due variabili coincidono. Amministrare significa doversi assumere delle responsabilità indipendentemente dalla propria posizione politica. Insomma, dice il presidente della provincia, se in scala gerarchica si prendono delle decisioni non si può dire di no quando si ricopre un incarico istituzionale. Non sono assolutamente d'accordo con i miei colleghi sindaci. Detto da me, è una posizione forte, io sono leghista e ben felice di esserlo, ma credo che in questo momento la cosa non c'entri assolutamente niente con la responsabilità alla quale io sono chiamata come sindaco e come presidente.